Con Marco Midulla al termine di una bellissima semifinale, purtroppo per voi non ha comportato l'accesso alla finale, ma ve la siete giocata alla pari con una delle formazioni migliori di questa Lega Calciotto. Sì, sicuramente loro sono una delle più grandi squadre, infatti vorrei fare inizialmente subito i complimenti agli avversari che hanno avuto la meglio in questa partita molto combattuta, che siamo giocati fino all'ultimo. Dispiace abbiamo preso gol su una palla inattiva a 5 minuti dalla fine, adesso non so da quanto, però è un gol evitabile, diciamo. Un gol che ovviamente potevate evitare, ma queste sono partite che vengono decise dagli episodi. Pensi che magari si possa dire che è stata decisa da un episodio che ha girato bene per loro e non per voi, oppure hai qualcosa che puoi rimproverare alla tua squadra al termine di questi 50 minuti? No, guarda, è stata una partita molto combattuta, occasione da una parte e dall'altra. Loro sono stati più bravi ad andare in vantaggio, che poi a questo sport forse è la cosa fondamentale, perché rincorrere coloro che si mettono tutti dietro non è mai facile. Sono stati bravi, sono una bella squadra e complimenti. L'ultima domanda, testa al campionato, avete subito l'occasione per rifarvi perché tra una settimana si è di nuovo qui e di nuovo contro il Cotton Club, questa volta invece per 3 punti che servono come il pane per la rincorsa ai playoff. Sì, la prossima partita pure diventa fondamentale perché dopo l'ultimo pareggio del 0-0 che con la porta stregata, diciamo, gli avversari, dobbiamo sicuramente fare punti perché tutti gli avversari stanno dietro. Perdere una partita ti comporterebbe quasi l'uscita ai playoff, quindi speriamo di vincere la prossima almeno. Grazie Marco.